Nell'ambito del progetto Facciamo i conti 2015, che le associazioni di consumatori organizzano ogni anno con il contributo della Camera di Commercio, abbiamo voluto organizzare un focus sulla moneta elettronica per capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi nei confronti di imprese, cittadini e famiglie. A nostro parere la moneta elettronica può essere un'opportunità soprattutto per la tracciabilità che permette delle spese e anche per la riduzione della gestione del denaro, che ricordiamo ha delle somme molto importanti, si parla quasi dagli 8 ai 10 miliardi di euro per la gestione del contante. Se fosse utilizzato più la moneta elettronica queste somme si ridurrebbero e quindi a beneficio anche della collettività. Chiaramente ci sono delle problematicità che vanno affrontate, ma un ragionamento come quello di oggi del convegno va fatto con tutti gli attori, quindi commercianti, consumatori, imprese, banche e quant'altri. Perché secondo lei non viene utilizzata la moneta elettronica? Ma io credo che sia una questione soprattutto culturale e quindi di mancata abitudine nell'utilizzo. Forse anche la legislazione non aiuta, anche se pare che adesso nella legge di stabilità qualche passo in avanti possa essere fatto. Naturalmente bisogna avere riguardo anche le fasce più deboli che magari non l'hanno o proprio non hanno l'opportunità o la capacità anche economica di utilizzarla.